interessanti dal punto di vista artistico, storico, culturale e naturalistico. Vi ricordo che Dialoghi al sostegno fondamentale della Regione Friuli Venezia Giulia, Cultura e Turismo, Ilcam SPA, Le Vigne di Zamò, Rosenberg Italia SRL, CV Bank, SPA, Lega Coop del Friuli Venezia Giulia. Tra i partenariati, patrocini e collaborazioni ci sono 18 comuni, 3 enti religiosi, una dozzina di associazioni, le università di Udine e Trieste e l'ormai collaudata Convenzione Scuola Lavoro col Polo Liceale di Gorizia. Ricordo che, come accade ormai da diversi anni, il Festival Dialoghi è anche solidarietà e per il 2022 ha attivato la raccolta fondi a favore del CRO di Aviano, l'Istituto Nazionale Tumori, struttura di ricovero e cura a carattere scientifico. Quindi vi invito veramente, fuori c'è la cassetta, a dare nel limite delle proprie disponibilità un contributo in modo da riuscire a superare i 900 euro dell'anno scorso. È un piccolo segnale ma importantissimo per chi è meno fortunato di noi. Se ieri sera, quindi in questa bellissima location, abbiamo incontrato Angelo Floramo con i ragazzi del Polo del Liceo Scientifico di Gorizia, stasera invece nell'ambito di Dialoghi con la Storia abbiamo il piacere di ascoltare, di incontrare lo storico Luciano Patat, che presenta i treni per i lager dell'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione e dialoga con l'autore, lo storico Marcello Flores. Ringrazio ancora i proprietari di Casa Ritz che come ieri sera ci ospitano anche questa sera e lo faranno anche domani. Vi presento anche i nostri ospiti. Allora, Luciano Patat è laureato in filosofia, già professore e preside. Siede a Cormons, dove ha ricoperto per 2 mandati l'incarico di sindaco e dove insegna nella locale Uni3. Collaboratore di istituti e di riviste di storia contemporanea, ha pubblicato diversi libri sulle lotte operaie, il fascismo, l'antifascismo, la resistenza nella nostra regione. Marcello Flores ha insegnato storia comparata e storia dei diritti umani all'Università di Siena, dove ha diretto il Master europeo in Human Rights and Genocide Studies. Ultime pubblicazioni: Il genocidio, edizioni Mulino, Il vento della rivoluzione, la nascita del Partito Comunista Italiano con Giovanni Gozzini, la terza, Cattiva memoria, perché è difficile fare i conti con la storia, edizioni Mulino, e Storia della resistenza con Mino Franzinelli, la terza. Adesso vi lascio quindi a questo bell'incontro, questo incontro con la storia, confronto con la storia, e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Ho visto che il libro di Luciano è stato preso da diverse persone prima dell'inizio di questo incontro e è un libro prezioso questo, è un libro prezioso intanto perché è il frutto di un grande lavoro, ma è prezioso anche non soltanto per chi lo legge, non soltanto per la memoria del territorio, per una memoria che riesce ad avere con questa opera finalmente un quadro esaustivo e completo su una questione certo circoscritta ma fondamentale del passato, ma anche perché è, potrei dire, quasi un modello di storia locale, tra virgolette, che spesso è considerata una storia minore, ma che quando è fatta con la consapevolezza e con la capacità con cui Luciano ha fatto il suo libro, diventa un modello anche per la storiografia più generale, perché la possibilità offre di dare una interpretazione complessiva che va oltre la storia locale a un quadro più generale. E siccome in questo caso abbiamo la deportazione
come argomento centrale in alcuni suoi aspetti che vengono sezionati e analizzati in modo estremamente preciso, e siccome sappiamo che la deportazione nella Seconda Guerra Mondiale è stata una caratteristica della occupazione tedesca, della presenza della Repubblica Sociale, e che ha avuto in gran parte dell'Italia, soprattutto del centro-nord, un grande effetto, ecco che un'opera come questa diventa un modello per poter replicare in altre zone, anche più complesse da un punto di vista quantitativo, soprattutto probabilmente, con forse una minore coerenza di documentazione, quello che sappiamo. Attorno a che cosa Luciano Patatta ha ricostruito la storia in modo estremamente preciso? Attorno alla prigionia e attorno al viaggio di deportazione. E quindi abbiamo che il carattere della repressione nazifascista, perché come mette in evidenza in diverse parti del libro, quello che caratterizza questa repressione è che la gestione politica è del nazismo, ma non solo la complicità, ma spesso la manodopera e anche l'autonomia nella concretizzazione delle indicazioni naziste sono da parte delle forze fasciste, o comunque delle forze istituzionali della Repubblica Sociale, della polizia, dei carabinieri, della milizia, della difesa territoriale. E abbiamo quindi che l'itinerario, lo spessore, la profondità e anche la malvagità che è sintomo di un non legame con la guerra, perché la violenza che viene espressa, soprattutto io penso nell'ultimo periodo, quando ormai la guerra è chiaramente persa, fa parte di quella sorta di violenza connaturata che il fascismo ha maturato fin dalla marcia su Roma, e che rimane la sua costante da esplicarsi contro quelli che sono considerati nemici, sempre e comunque indipendentemente dal contesto in cui ci si muove. E quindi gli arresti, come vengono fatti, da chi vengono fatti, coloro che vengono uccisi, coloro che vengono torturati, coloro che vengono invece spediti nei campi di deportazione. È costruito insieme a schede biografiche ovviamente sintetiche, ma che illuminano la varietà di persone umane che rappresentano per il nazifascismo il nemico tra il 43 e il 45. E l'attenzione che viene data ai dettagli di questa repressione quotidiana, nel momento dell'arresto, nel momento degli interrogatori e delle violenze e delle torture in prigione, nelle modalità della deportazione, nell'umiliazione con cui avviene il percorso nei campi, e infine la durezza anche ovviamente della condizione di lavoratori coatti e di prigionieri politici, avviene attraverso un uso delle fonti estremamente globale, si può dire, perché ha raccolto tutto quello che si poteva raccogliere, partendo da una fonte poco usata e che lui è riuscito invece, e mi auguro che proprio questo esempio possa essere fatto in tanti altri posti, i registri carcerari, dove è tutto raccontato, certo, nel linguaggio burocratico e apparentemente neutrale, ma che invece mostrano le modalità di questa violenza.
e che quindi riescono, dietro l'apparente neutralità di questi linguaggi burocratici, a raccontarci invece chi sono i collaborazionisti e perché le vittime sono tutte in qualche modo, anche se sono molto diverse fra loro per quello che sono e anche per quello che hanno compiuto, noi le possiamo tutte considerare appartenenti alla Resistenza in qualche modo, perché sono vittime di chi ha cercato in modi diversi di contrapporsi a quel dominio dell'asse tra il 43 e il 45. Quindi abbiamo una fotografia ravvicinata di quella che è la guerra civile in Italia in quel periodo, e sappiamo che particolarmente poi la guerra civile in questa zona è stata particolarmente aspra. Ecco, i numeri sono già significativi, sono 123 i convogli ferroviari che tra il settembre del 43 e il marzo del 45 partono, quasi tutti, tranne 4, da Trieste, e che poi si fermano anche a Gorizia, Udine e Pordenone per raccogliere le vittime della repressione nella zona dell'operazione del litorale adriatico. Nelle carceri finiscono più di 7.000 detenuti, di cui il 44% sarà internato nei diversi campi poi del Reich, e di questi, e io ho visto che più o meno la percentuale in tutte le diverse i diversi dati che ci dai è che il 30% circa sono donne. Quindi c'è questa partecipazione che spesso è stata dimenticata. Per fortuna ultimamente, anche quando si parla di resistenza, si parla molto di più oggi e consapevolmente della partecipazione femminile alla resistenza. Qui abbiamo dei dati estremamente precisi, con questo 30% di vittime e tutti i diversi momenti che racconta nelle dinamiche, nel loro significato e poi nei numeri che sono significativi e importanti, sono inframmezzati da una serie di testimonianze che non sono certamente tutte quelle che aveva trovato, ma molte, e una delle prime, se non ricordo male, è quella di Loris Fortuna, per esempio. Quindi ci sono personaggi noti e personaggi invece che non lo sono e che raccontano alcuni aspetti che già dalle poche parole che vengono date testimoniano come in realtà ogni repressione è diversa dalle altre, non solo perché si compie in un modo diverso, con più o meno violenza, con più o meno volontà di umiliare o con più o meno volontà di rendere insopportabile la vita di quelli che sono arrestati, ma perché c'è anche una risposta diversa da parte di ognuno, la capacità quindi di reagire, di resistere, di pensare al futuro, di sperare. Quindi noi abbiamo anche, da un punto di vista, potremmo dire, della psicologia delle vittime della repressione, un grande affresco che ci permette, oltre ai numeri che sono significativi, di comprendere cos'è stata la storia di questa repressione. Le partenze. Io vorrei chiederti intanto, ho visto che il picco delle partenze sono soprattutto in 3 mesi, e vorrei capire se questo si deve a qualcosa o è in qualche modo legato soprattutto a delle scelte di accentuazione della repressione da parte dei tedeschi e dei fascisti nel giugno del 44, nel novembre del 44 e nel febbraio
del 45. Questi sono i 3 mesi in cui c'è il massimo picco delle partenze, così come per i lavoratori coatti che vengono mandati quasi tutti, mi sembra di aver capito, in Carinzia a lavorare, il picco è invece nel novembre del 44 e nel gennaio del 45. Quindi quando ormai la guerra da parte dei tedeschi è in qualche modo evidentemente sulla strada della sconfitta. C'è la parte che riguarda la risiera di San Sabba, dove anche su un numero limitato passa, sono 18 i morti nella risiera, i fucilati che sono 55, e poi c'è tutto il racconto estremamente dettagliato dei convogli che invece partono e vanno nei diversi campi. Ora, i campi in cui vanno i deportati di Gorizia, perché qui stiamo parlando solo dei deportati di Gorizia, sono praticamente tutti i campi più importanti conosciuti, da Dachau a Auschwitz, da Buchenwald a Mauthausen, da Ravensbrück per le donne a Flossenburg. E l'ultimo viaggio è quello che porta per esempio a Dachau gli uomini e a Bergen-Belsen invece le donne, e che avviene alla fine del febbraio del 45, in cui di nuovo ci sono 182 uomini e 68 donne. E anche qui ci sono delle belle testimonianze. Le schede biografiche che vengono raccolte alla fine e che possono, se uno le scorre rapidamente, sembrare ripetitive, perché sono 3-4 righe per ogni persona, invece a leggerle davvero viene fuori come in quelle 3-4 righe abbiamo un universo di umanità e di esperienza passata, e nel dolore della sofferenza estremamente diversificate, oltre che a essere un omaggio sincero, perché è completo a tutte quante le vittime di questo lavoro. Ecco, io credo che un'opera del genere, anche se certamente non può essere considerata una lettura avvincente, perché è una lettura terribile, anche solo se si scorrono i dati numerici che vengono dati in alcune pagine, è qualcosa di terribile, ma leggendoli insieme si riesce a entrare nel contesto storico, ma anche mentale, psicologico di quel periodo, dell'esperienza che è stata vissuta in quel periodo e che i sopravvissuti solo purtroppo ci riescono a raccontare, insieme a questo grande lavoro da storico e da archivista in qualche modo, perché ha trovato e raccolto delle testimonianze che non erano utilizzate e che penso che non erano neanche messe in ordine in qualche modo, quelle del carcere, e che Luciano ci è riuscito a dare. Buonasera a tutti, io vi ringrazio della partecipazione, ringrazio Dialoghi, ringrazio anche Marcello che mi ha presentato anche nel maggio scorso a Storia, dove per la prima volta abbiamo presentato questo libro che, come avete capito, racconta la storia della deportazione dal carcere di Gorizia nei 20 mesi di occupazione tedesca, quindi dall'8 settembre del 43 all'aprile del 1945. Va fatta una premessa dicendo che in quel periodo noi dobbiamo considerare che queste terre non erano più Italia, ma noi eravamo litorale adriatico, quindi già dal 10 settembre del 43 Hitler fa la famosa ordinanza che istituisce il litorale adriatico, quindi i territori orientali vengono staccati dal resto d'Italia. Qui la Repubblica Sociale Italiana non ha alcun potere.
tutti i poteri sono in mano ai tedeschi, sia quelli politici che quelli nominano i prefetti, nominano i podestà, hanno il potere militare, cioè gestiscono interamente il potere. E addirittura i bandi militari vengono fatti dai tedeschi, quindi i giovani qui non prestano il servizio militare nell'esercito della Repubblica Sociale, ma o vengono inquadrati direttamente nelle formazioni tedesche, oppure vengono inquadrati nella milizia di difesa territoriale, che erano formazioni italiane sì, ma agli ordini dei tedeschi. Quindi a sottolineare il fatto che qui la Repubblica Sociale Italiana non esercitava alcun potere, e anche la 10ª MAS, che per un paio di mesi verrà in queste terre qui, dovrà chiedere l'autorizzazione a poterci entrare, verrà autorizzato, poi verrà cacciata via perché effettivamente incapace sia in battaglia che anche con comportamenti veramente violenti, quindi vengono allontanati dal litorale dagli stessi tedeschi. Quindi questo anche spiega perché qui sì, vengono imposte anche le leggi tedesche, perché la repressione, come diceva prima Marcello, è stata particolarmente forte, e questo spiega anche il perché il 60% dei treni di deportati che partono dall'Italia sono treni che partono da Trieste, che si fermano a Gorizia, che si fermano a Udine e poi vanno in Germania. Quindi il 60% dei treni, considerando poi che nella nostra regione dall'aprile del 44, come è già stato accennato, viene costruito il forno crematorio alla Regia di San Sabba, e quindi la Regia di San Sabba diventa a tutti gli effetti un campo di sterminio, non un campo di concentramento, perché dopo i primi mesi in cui la Risiera serviva da luogo in cui concentrare gli ebrei triestini da inviare in Germania, dopodiché a partire dal aprile-maggio del 44 diventa il luogo in cui vengono uccisi gli antifascisti, i partigiani, i collaboratori della resistenza del litorale adriatico. Quindi, nonostante la presenza di un campo di sterminio nel nostro territorio, il 60% dei deportati partono proprio dalla nostra regione. E quindi in questo contesto anche il carcere di Gorizia svolge un ruolo diverso da quello che aveva avuto prima. Cioè, prima era essenzialmente un carcere per detenuti comuni, quindi ladri, truffatori, gente che era in attesa di processo oppure scontava brevi pene detentive. Durante i 20 mesi di occupazione tedesca il carcere di Gorizia diventa un carcere per prigionieri politici. È stato dato un dato prima, sono oltre 7.000 i carcerati, i prigionieri che vengono rinchiusi nelle carceri di Gorizia in questi 20 mesi. Ebbene, di questi 7.000, 300 sono i comuni, quindi i ladri, eccetera. 6.700 vengono arrestati per MPS, come c'è scritto sui registri del carcere, cioè per misure di pubblica sicurezza. Quindi sono quelli che vengono considerati nemici del Reich, quindi i partigiani, gli antifascisti, coloro che sostenevano o i sospetti collaboratori della resistenza, molti di questi denunciati proprio dai fascisti, da chi spiava. Cioè, dobbiamo tener conto che i tedeschi qui erano completamente estranei, non conoscevano assolutamente nulla, e quindi gli arresti che vengono operati al di là dei rastrellamenti che venivano fatti nelle zone di combattimenti, ma venivano operati senza dubbio su segnalazione di qualcuno che collaborava con i tedeschi. Va detto anche che i addetti, diciamo, alla repressione dell'antifascismo, della resistenza, era la polizia tedesca, quindi le SS. Le forze dell'ordine italiane, carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, non avevano l'autorità di arrestare nessuno per ragioni di pubblica sicurezza. Lo potevano fare solo su specifica autorizzazione della polizia tedesca, e quando procedevano ad arresti, carabinieri e forze dell'ordine dovevano consegnare
il prigioniero alla polizia tedesca, che poi dopo procedeva agli interrogatori, alle torture, che avvenivano non in carcere, generalmente avvenivano nelle varie sedi della polizia SSA Gorizia. Sta di fatto che il questore Genchi, quindi il capo della polizia della provincia di Gorizia, nei suoi rapporti a quello che ancora formalmente doveva essere il suo superiore, quindi il ministro degli interni della Repubblica Sociale, ma che assolutamente non contava nulla, scriveva appunto che lui, come capo della polizia, non conosceva né il numero dei detenuti rinchiusi nel carcere, non conosceva i nomi e non aveva alcuna possibilità di intervenire nei loro confronti. Quindi a sottolineare che il carcere di Gorizia, pur essendo, avendo un direttore italiano, forze guardie carcerarie italiane, era gestito direttamente dai tedeschi. Dobbiamo considerare anche che di questi 7.000 carcerati sono oltre 3.000 coloro che vengono deportati in Germania. 1.900 nei campi di concentramento, quindi Dachau, Auschwitz, e 1.200 circa al lavoro coatto. In maggior parte vengono impiegati in Carinzia, ma ce ne sono molti che invece vengono inviati in Germania, soprattutto in Baviera, ma anche nelle altre regioni tedesche. E il numero aumenta progressivamente, il numero dei carcerati, perché noi passiamo, non so se qualcuno ha in mente il piccolo carcere di Gorizia, oggi è attrezzato dopo la ristrutturazione per ospitare 60 carcerati. Ebbene, si passa dai primi mesi di occupazione in cui le presenze giornaliere erano di 200 persone, si raddoppiano, più che si raddoppiano nel corso del 1944, quando mediamente sono presenti 400-500 persone, e aumentano ulteriormente negli ultimi mesi di guerra. Negli ultimi 2 mesi, marzo e aprile, si raggiungono le punte di 600 carcerati presenti. La punta più elevata la si registra proprio alla fine della guerra, l'11 di aprile, con 689 detenuti rinchiusi nel carcere di Gorizia. Immaginiamo le condizioni di vita di questa gente. Sì, quindi come è già stato detto, il dato importante è rappresentato anche dal fatto che il 30% dei deportati sono donne. È un dato veramente notevole rispetto, alla deportazione nazionale. Da dove arrivavano questi carcerati? Dobbiamo tenere conto che arrivavano per il 75% abbondante dall'allora provincia di Gorizia. Allora va chiarito che l'allora provincia di Gorizia era una provincia per 3/4 slovena, perché comprendeva la parte friulana, i comuni del Gradiscano Corbonese, la città di Gorizia, però si estendeva in territori che oggi sono Slovenia, quindi la Valle dell'Isonzo fino a Tolmino e Caporetto, la Valle del Vipacco, Aidusina, il Carso, quindi era una provincia abitata in larga parte da popolazione slovena, e questo anche spiega l'intensità della repressione, proprio perché dobbiamo tenere conto che nella provincia di Gorizia la resistenza armata inizia all'indomani dell'invasione italiana della Jugoslavia, quindi già alla fine del 1941 si costituiscono, anche qui sul Collio Nostro, le prime formazioni partigiane slovene, e quindi la resistenza anti-italiana era già iniziata nel 1941 e dopo si esplode dopo l'8 settembre, quindi era molto estesa in tutto il territorio. Quindi oltre il 75% proviene dai comuni dell'allora provincia di Gorizia, poi un buon 10% dalla provincia di Trieste, in modo particolare dal Monfalconese, che appunto in quel periodo non era provincia di Gorizia ma era provincia di Trieste, e poi una parte, un circa 7-8% dalla zona chiamiamolo così, del Triangolo della Sedia, quindi Manzano, San Giovanni, Corno di Rosazzo e delle valli del Natisone. Quindi questo era il territorio in cui operavano
l'ESD, quindi la sigla sta per Servizio di Sicurezza delle SS, che erano quelli che maggiormente operavano sul territorio e quindi procedevano agli arresti. Quindi la provenienza era da queste zone. E come diceva prima Marcello, i deportati vengono inviati un po' in tutti i principali campi tedeschi. Intanto vanno distinti fra uomini e donne. Gli uomini vengono inviati, oltre il 50%, sono 717, vengono inviati a Dachau. Dachau si trova nella Baviera, in Baviera, quindi a alcuni chilometri a nord di Monaco di Baviera. Ed era considerato un campo di primo grado, nel senso che era quello in cui venivano rinchiusi i prigionieri considerati ancora recuperabili, diciamo, e quindi in cui le condizioni di vita e di lavoro, perché tutti quanti questi erano obbligati a lavorare ovviamente, erano meno duri di quelli che esistevano in altri campi. Altri campi, circa 200 deportati verranno inviati a Flossenburg, che si trova nella Baviera settentrionale, al confine quasi con la vecchia Repubblica, la Cecoslovacchia, scusate. Anche lì altri 200 vengono inviati a Buchenwald. Buchenwald si trovava nella Germania orientale, e entrambi questi campi venivano considerati di seconda categoria dai tedeschi, quindi erano di tre: prima categoria Dachau, seconda categoria Flossenburg e Buchenwald, quindi laddove le condizioni di vita erano più dure, ma ancora in cui si riteneva che i prigionieri potessero essere rieducati. Oltre un centinaio verranno inviati a Mauthausen. Sto parlando sempre di uomini, quindi Mauthausen si trova nell'Austria settentrionale, in Alta Austria, e questo invece era un campo di terzo livello, cioè il campo in cui il prigioniero doveva essere sfruttato al massimo, e quando non era più in grado di lavorare veniva eliminato. Il destino delle donne era diverso, perché fino al novembre del 1944 tutte le donne del territorio vengono inviate ad Auschwitz, quindi siamo in Polonia. Va chiarito che ad Auschwitz c'erano tre campi principali: Auschwitz 1, 2 e 3. Auschwitz 1 e Auschwitz 3 erano campi di lavoro, considerati sempre di secondo livello, come Flossenburg e Buchenwald. Auschwitz 2, conosciuto come Birkenau, questo era il campo di sterminio, quindi praticamente laddove venivano inviati quelle categorie di persone che dovevano essere eliminate subito, quindi ebrei, sinti, i testimoni di Geova, gli omosessuali, eccetera, e dove andranno a finire i 27 ebrei goriziani che verranno arrestati e che andranno a finire appunto ad Auschwitz. Quasi tutti verranno uccisi lo stesso giorno dell'ingresso nel campo. Va ricordato che, per esempio, la mamma del famoso noto filosofo goriziano Michael Stetter morirà addirittura sul treno, quindi ancora prima di poter arrivare ad Auschwitz. Però le donne, le politiche di questo territorio vanno ad Auschwitz fino, diciamo, alla fine di novembre, dopodiché, siccome stanno avanzando le truppe sovietiche da Oriente, il campo di Auschwitz viene progressivamente smantellato, vengono smontati i forni i crematori, e le donne che erano in grado di spostarsi
vengono trasferite appunto soprattutto a Ravensbrück, che era il più grande campo femminile tedesco. Rimangono solamente quelle che non erano in grado di muoversi, che quelle che verranno appunto liberate il 27 di gennaio del 45. Tra chi avrà la pazienza magari di sfogliare questo mattone di libro troverà, ecco, una testimonianza molto significativa proprio ad Auschwitz. Riguarda una testimonianza fatta da una Elvia Bergamasco, che è una nostra quasi concittadina perché è originaria di Manzano, era una ragazza molto giovane che verrà deportata, aveva 18 anni, che era rientrata nelle sue memorie, ricorda la storia di un'altra ragazza, di una partigiana, Musina Eleonora di Cormons, che ad Auschwitz partorisce. Cioè, è un aspetto a cui io non avevo pensato inizialmente, ma sono diverse le donne che partoriscono nei lager. Ovviamente la possibilità per i bambini di sopravvivere non esistevano, anche perché non erano in grado di poter alimentare questi bambini, ma la tragicità dell'esperienza è questa, che il bimbo viene soffocato da una dottoressa per salvare la madre, perché va ricordato che ad Auschwitz operava Mengele, il medico che faceva gli esperimenti sia sui bambini, sui neonati, che sulle mamme. Quindi era chiaro che tutti i bambini, tutte le mamme che erano andate, erano passati, nessuno era tornato, né il bambino né la mamma, quindi bisognava sopprimere il bambino per salvare la mamma. Quindi un'esperienza estremamente forte, eccolo. Ecco, a partire da quella data le donne di le politiche vanno a Ravensbrück. Ravensbrück era un campo che si trovava a un centinaio di chilometri a nord di Berlino, quindi nella Germania settentrionale, a pochi chilometri, diciamo, dal Mar del Nord. Sono gli ultimi trasferimenti questi. Va citato l'ultimo di cui parlavi tu prima, Bergen-Belsen, che anche portava anche un gruppo numeroso di donne, una settantina, ed è anche il viaggio più travagliato, perché ecco, per raggiungere per esempio Dachau ci si impiegava generalmente 2 giorni i primi tempi, poi dopo, con l'andare avanti della guerra, i bombardamenti, la mancanza di materiale ferroviario, per arrivare a Dachau ce ne volevano 3, per andare a Flossenburg ancora di più, e per andare ad Auschwitz ce ne volevano 4, 5, e per arrivare a Ravensbrück uguale. E l'ultimo viaggio, quello che doveva andare a Ravensbrück, come è stato detto, arriverà invece a Bergen-Belsen, perché appunto partirà alla fine di febbraio questo viaggio. Adesso ricordo anche le date. Il 26 di febbraio è proprio l'ultimo treno che parte cioè che si ferma a Gorizia. Partono il 26 di febbraio, dopo una settimana di viaggio arrivano a Berlino, dove devono fermarsi per i bombardamenti diversi giorni, rimanendo ovviamente sempre nel treno. Arrivano dopo altri giorni a Ravensbrück, anche qui aspettano, non vengono accolte nel campo, anche perché il campo è saturo, è in piedi una grossa epidemia di tifo che provocherà centinaia, se non migliaia di morti, e quindi il treno viene dirottato a Bergen-Belsen, che si trova nella Germania settentrionale, quasi al confine con l'Olanda, e arriverà il 17 di marzo, quindi ci metteranno addirittura 19 giorni per arrivare in questo lager. Va detto che saranno oltre 700 i morti nei lager, 718 di cui è certa la morte. Proprio perché anche questi dati andrebbero ulteriormente approfonditi, visto che
una buona parte dei deportati proveniva appunto dai comuni oggi sloveni. E mentre diciamo per la nostra parte, la parte friulana, c'è stato un grossissimo lavoro che abbiamo fatto come Istituto Friulano una ventina di anni fa, quando abbiamo ricostruito, abbiamo riportato in 6 volumi, 8 volumi, adesso non ricordo il numero, tutti i caduti della seconda guerra mondiale, per cause di guerra ovviamente, della seconda guerra mondiale, degli attuali comuni del Friuli Venezia Giulia. Per cui diciamo per quanto riguarda i deportati che provenivano dai comuni del Friuli Venezia Giulia, noi siamo, abbiamo il lavoro sui deceduti può essere considerato completo. Non è completo invece per i comuni dell'attuale Slovenia, perché in Slovenia hanno fatto moltissime pubblicazioni sulla deportazione, ma non uno studio approfondito, complessivo. Quindi può essere che effettivamente molti di questi deportati che risultano usciti dai lager, perché andando alle fonti, dopo magari parlerò anche un po' delle fonti, si vede che sono stati liberati dall'esercito americano, però dobbiamo tenere conto che molti moriranno nei mesi successivi, negli ospedali, laddove venivano ricoverati a causa e molti anche dopo essere rientrati a casa, alcuni mesi dopo, che morivano appunto per le malattie contratte nei lager. Ecco, quindi i numeri sono notevoli, come sono notevoli, ne citava prima Marcello, i 55 fucilati, perché dal carcere si usciva in 3 modi, o per rilascio, o per deportazione, o per fucilazione. Quindi ci sono 55 detenuti che vengono fucilati, alcuni dopo un giudizio da parte del tribunale, in genere del tribunale militare tedesco, oppure del tribunale speciale di pubblica sicurezza, alcuni anche senza indicazione di processo, quindi proprio l'assurdità è questa, che la fucilazione, 20, gli ultimi vengono fucilati, sono 20, erano soprattutto partigiani italiani e sloveni, vengono fucilati i primi di aprile, quindi siamo a 2 settimane, 3 dalla fine della guerra, cioè che senso aveva? E questi risultano usciti dal carcere senza la giustificazione che veniva messa agli altri per esecuzione di sentenza di morte. Quindi vengono prelevati dalle SS e portati a Locua, quindi un paese a pochi chilometri da Gorizia, e lì fucilati. Quindi l'intensità della... non so, io dopo mi fermo e ti ridò la parola, ma essendo a Cormonsec voleva ricordare che quando parliamo di deportazione dobbiamo pensare che ci sono stati 97 cormonesi internati nei lager. O meglio, 56 sono deportati proprio nei lager, Dachau, Mauthausen, eccetera, 41 inviati al lavoro coatto e 32 sono i deceduti, fra cui 3 donne e il neonato di cui parlavo prima, e sono morti un po' in tutti i lager. Il maggior numero di morti avviene a Buchenwald 8, a Dachau 6, a Flossenburg 6, ma in pratica in tutti i principali campi. E va ricordato che per esempio un altro cittadino cormonese, Edgardo Menon, era un giovane partigiano di 18 anni, è uno di quei 18 che da Gorizia viene trasferito alla risiera di San Sabba e lì viene ucciso. Si sa che alla risiera di San Sabba venivano anche uccisi in maniera piuttosto brutale. Come fra i 55 fucilati ci sono anche 2 cormonesi, quindi Aldo Sbrizz, che è stato
lui era stato un perseguitato politico, era stato condannato al Tribunale Speciale, era un capocellula dell'organizzazione clandestina comunista che andò in carcere appunto con tuo nonno, no? Con Giovanni Padoan Vanni. Era il periodo in cui venne arrestato l'intero gruppo che operava in questa zona, ed era stato lui uno dei fondatori del primo reparto garibaldino sul Coglio, che si costituisce appunto subito dopo l'8 di settembre, il battaglione Garibaldi. Era rientrato a casa per curarsi una ferita, aveva una ferita alla mano, e lì appunto su segnalazione di una spia viene catturato, viene portato in carcere. Tra parentesi, sui registri del carcere in genere tutti i prigionieri dovevano mettere anche le impronte digitali. A lui non riescono a prendere proprio perché aveva la mano ferita, e lui sarà uno dei 55 fucilati assieme a Pietro Stefanetto, che era un ex guardia di finanza, diventato poi in questo periodo in cui ristrutturano le forze armate e polizia economica. Era uno che collaborava con la resistenza, quindi viene catturato, viene arrestato per quello, ed è uno dei 20 fucilati proprio alla fine della guerra, all'Oqua, quindi uno di quei 20 che viene fucilato. Quindi quando si parla della repressione di queste terre, pensiamo che anche sul nostro territorio, qui a Cormons, questo fu un fenomeno pagato molto duramente, appunto i 97 internati in Germania. Quindi un fenomeno assai esteso in tutti i territori, sia italiani che sloveni, di queste terre. Quindi poi dopo magari, se volete, anche parliamo un po' delle fonti, no? Perché mi pare interessante queste notizie, riportare queste 3.000 biografie, cioè dire che ci sono stati 3.000 deportati è una cosa, trovare anche i nomi scritti cioè avere la riconferma che effettivamente i numeri sono di grande livello. Per ritornare alla domanda che mi facevi, io mi sono perso, scusami, no? Ma effettivamente in certi periodi vengono arrestate, entrano in carcere lo stesso giorno 100-150 persone. Sono il frutto dei rastrellamenti che vengono operati. Quello di maggio è quello che avviene proprio qui sul Coglio, dopo la famosa battaglia di Peternel, e che investe praticamente tutti i paesi del Coglio, e anche Cormons, Corno di Rosazzo, quindi tutto questo territorio, e porta a oltre 150 arresti quel giorno, e si vedono chiaramente. Oppure gli arresti di febbraio sono quelli che avvengono dopo i grandi rastrellamenti che vengono fatti nella zona libera del Nono Corpus, quindi a cui partecipò anche, tra parentesi, anche la famosa 10ª MAS. Quindi vengono arrestati sia partigiani ma anche abitanti civili della zona, e quello che fa molta impressione è che una fetta notevole di questi arrestati sono giovani e giovanissimi, ragazzi e ragazze di 15-16 anni, sì, che poi uno dice ma che cosa possono aver fatto per andare a finire a Dachau, insomma, oppure ad Auschwitz. E probabilmente anche perché si rastrellava, quando si facevano i rastrellamenti si prendevano tutti, perché più se ne prendevano e meno andavano in montagna. Questo è un po' il ragionamento che facevo io, no? Che, vedendo appunto, perché sui registri del carcere appaiono proprio in modo molto chiaro i minorenni, perché venivano segnati con un pallino rosso i maschi e un pallino blu le femmine, per cui nei registri di ingresso si vedono in ordine quanti sono, e quindi è anche facile contarli, insomma, no? Quindi, e quindi ritengo che questa idea proprio di andare nelle carceri per
trovare questa documentazione, è una documentazione di prima mano, proprio perché tutti i deportati, perlomeno di questa zona, partono dal carcere. Il carcere diventa il luogo in cui vengono rinchiusi i prigionieri che sono o in attesa di essere interrogati oppure in attesa di partire per la Germania, di essere deportati in Germania. Quindi diventa questo dei registri del carcere una fonte di straordinaria importanza per chi vuole fare questo genere di studi, che naturalmente non sono solo quelli della deportazione, ma diciamo anche quelli, non so, del ventennio fascista, vedere tutti gli arrestati. Ho avuto anche questa possibilità di fare, oppure quelli che a partire dal 40 vengono internati dopo lo scoppio della guerra. Cioè lì hai tutta quanta questa documentazione che ti dice anche dove vanno a finire, anche in quale campo di internamento in Italia, vanno a Corropoli, cioè nella schematicità del linguaggio burocratico riesci a capire, insomma, com'è che avvenivano queste cose. Io mi fermo perché so di essere stato lungo e magari anche noioso comunque. Ma forse adesso potremmo poi magari sentire se ci sono delle domande. A me quello che interessava è appunto mettere in evidenza quello che hai raccontato alla fine, cioè il fatto di come a così tanta distanza si può riuscire a trovare una documentazione nuova, una documentazione inedita, una documentazione che era stata ignorata e una documentazione che non era organizzata in archivio, che c'era ma che nessuno aveva mai guardato in qualche modo con interesse, e questo ha permesso che un campo come quello dei deportati, che ha avuto una storia particolare, perché noi in realtà i deportati sono diventati oggetto di storie e di memoria molto tardi nel dopoguerra, ma lo sono stati inizialmente con le memorie di alcuni che le hanno raccontate, senza che si riuscisse a trovare la documentazione ufficiale che permetteva di mettere insieme tutto quanto. Abbiamo avuto poi la possibilità negli archivi tedeschi di vedere questo dagli anni 60-70, il ruolo che nei singoli campi avevano avuto, però mancava la documentazione italiana che permetteva proprio di far emergere la totalità, non soltanto il numero, perché in alcuni rapporti dei carabinieri della polizia italiana c'erano i numeri. Oggi sono stati arrestati 120, sono stati mandati in un convoglio 250 persone, ma non si riusciva a sapere altro. Attraverso invece, quindi volevo anche chiederti come ti è venuto in mente di andare a cercare nei documenti delle matricole carcerarie la possibilità di avere una informazione che certo dovevi poi mettere insieme a tutte le altre, ma che era una base estremamente solida e nuova per poter ricostruire una vicenda che non era solo più di quelli che avevano parlato e raccontato, perché alcuni di questi avevano già, quelli di cui tu parli erano tutte persone che avevano fatto un loro racconto, gli istituti della Resistenza avevano intervistato e raccolto le loro memorie, ma in questo modo invece è venuto fuori un mondo non solo estremamente più vasto, ma quell'elenco di nomi che c'è nella seconda parte del tuo libro è importante, io credo, sia pure in un ambito circoscritto come quello che è stato fatto qualche anno fa, non tantissimo, una decina d'anni fa, di tutti quanti ad Auschwitz, di tutti quanti morti ad Auschwitz da parte dell'istituto polacco, che quindi è qualche cosa che anche in questa
volontà di fare un elenco costituisce un elemento intanto di memoria, di ridare dignità anche a coloro che non hanno avuto nessuno che li potesse ricordare, ma di dare un quadro poi che è quello estremamente ampio e molto più drammatico di quello che ci si può immaginare, non solo per i numeri, ma poi per le modalità che raccontano anche quelle sia pur stringate notizie di tipo burocratico che vengono date. Allora chiarisco, è stato un po' un colpo di fortuna, cioè io non avevo idea di quello che avrei trovato, non avrei mai pensato che i numeri sarebbero stati quelli che avrei trovato. E c'è da dire che rispetto a Trieste e a Udine, dove i registri del carcere sono stati depositati all'Archivio di Stato e quindi sono consultabili da tutti, a Gorizia i registri del carcere sono ancora conservati in carcere. E io avevo fatto già da 15 anni che facevo domanda al Ministero degli Interni, al prefetto, per poter andare a consultare questi, non ho mai avuto risposta. E proprio alcuni anni fa, in occasione dell'inaugurazione di chi passa davanti al carcere di Gorizia, vedete che ci sono 2 lapidi esposte, una è dedicata appunto a Loris Fortuna, che diciamo è il prigioniero illustre, insomma, no? E proprio in occasione dell'inaugurazione di quella lapide lì, ho avuto, siccome parlava il direttore del carcere anche, l'ho bloccato e gli ho detto io vorrei fare questo lavoro, sì, lui era effettivamente, devo ringraziarlo perché ha capito probabilmente l'importanza che poteva avere questa ricerca e mi ha rifatto fare la domanda, dopo un mese ho avuto l'autorizzazione. Ma non si deve pensare che nel carcere di Gorizia ci siano i libri messi in ordine. Nel carcere di Gorizia ci sono 2 cubi di materiale ammucchiati in una cantina, dove se c'è una improvvisa alluvione vanno tutti sotto acqua, perché in una cantina interrata proprio. Quindi lì con l'aiuto di un carcerato li abbiamo passati tutti, perché dopo ci sono fogli sparsi, c'è un disastro, insomma, no? Quindi non sono... E quindi praticamente sono documenti inediti che rimangono tali, perché al momento attuale sono ancora depositati lì. E adesso quello che stiamo cercando di fare anche con alcuni lì che operano nel carcere è quello di ottenere dei finanziamenti, perché l'Archivio di Stato di Gorizia vuole avere i registri in ordine, rilegati, tutti ben messi, no? E quindi adesso ci si sta operando per riuscire a ottenere dei contributi per far rilegare questi libri ai detenuti stessi e quindi per poterli portare poi dopo in Archivio di Stato e poter quindi mettere a disposizione questa importantissima documentazione per tutti. Tra parentesi, una documentazione che ci permette anche di modificare le lapidi, perché anche quella di Loris Fortuna non è corretta. C'è scritto condannato a morte, non fu condannato a morte lui. Lui diciamo, fu condannato a 5 anni di lavori forzati in un carcere di massima sicurezza, lui venne mandato a Bernau in un carcere delle SS. E probabilmente l'equivoco nasce dal fatto che quando viene arrestato il pubblico ministero, quindi un ufficiale delle SS, aveva chiesto per lui e per gli altri, erano una decina di giovani studenti udinesi, la pena di morte. Quindi lui era andato diciamo, davanti a al Tribunale Speciale di Pubblica Sicurezza con la richiesta della pena di morte ed era stato rinchiuso nelle celle dove venivano rinchiusi i condannati a morte, perché nel carcere di Gorizia c'erano un paio di celle che erano riservate ai condannati a morte che erano, diciamo, si trovavano in un'ala particolare del carcere, quindi probabilmente lì è nato anche l'equivoco della condanna a morte, no? Come adesso possiamo dire con certezza, per esempio, conosciamo con certezza quanti sono i fucilati, perché se uno va in castello trova una lapide in cui c'è scritto ai 50 fucilati, sappiamo che sono 55,
ma non furono fucilati tutti in castello, perché dai registri del carcere paragonati, messi a confronto con i registri del cimitero di Gorizia, perché tutti i fucilati venivano poi dopo portati in un campo particolare del cimitero di Gorizia, anche lì c'è un registro in cui ci dicono la data, talvolta il nome ma non sempre, fucilato e il luogo. Quindi adesso siamo in grado con i registri del carcere di sapere, di conoscere con precisione chi sono i fucilati, dove li hanno fucilati e il giorno in cui li hanno fucilati, perché le date combaciano tutte perfettamente. Quindi questa fonte diventa una fonte veramente importante, che metterla a disposizione di tutti sarebbe un bel lavoro, insomma. Vediamo se c'è qualche domanda. Prima che risponda lui, io vorrei dire che siccome nella storia della Resistenza che ho fatto con Franzinelli noi abbiamo dedicato un capitolo intero alle donne, in realtà il fatto che in genere si è sempre sottovalutata la presenza femminile nella Resistenza in generale, quindi poi questo è un caso particolare e Luciano lo racconterà meglio, e che in genere si calcolavano come resistenti i partigiani combattenti, e tra i partigiani combattenti le donne erano meno del 30%, anche se sicuramente erano attorno al 5%, in alcuni posti anche il 10%. Questo però dimentica che se pensiamo alla resistenza in senso più ampio, le donne non erano solo le staffette, come sempre si è detto, anche se ricordiamo che le staffette spesso svolgevano un lavoro molto più pericoloso di tanti altri. I partigiani combattevano, sapevano quando dovevano combattere, quando c'era la battaglia rischiavano ovviamente la morte, ma poi però la gran parte della loro vita era a prepararsi alla battaglia. Le staffette ogni giorno rischiavano di essere prese, scoperte da un posto di blocco, dall'SS, dai fascisti, e se venivano prese venivano immediatamente fucilate. Quindi era così come tutto quel lavoro che potremmo chiamare di logistica e di organizzazione, di informazione e di comunicazione tra quelli che sono nelle città, tra quelli che sono i partigiani in montagna o in collina, tra gli alleati che sono spesso al di là qualche chilometro e che bisogna passare le linee per riuscire a raggiungere. Questo è un lavoro che in grandissima parte è fatto dalle donne, per cui se noi abbiamo provato a calcolare in modo assolutamente un po' arbitrario, ma che ci sembra ragionevole, che se i partigiani combattenti sono stati calcolati in circa 200.000, considerando poi che molti di questi ufficialmente riconosciuti come tale sono del marzo-aprile 45, ecco, non degli ultimi mesi, non prima. Ma se pensiamo a tutti coloro che partecipano attivamente alla resistenza con qualche ruolo, noi abbiamo un numero che è di circa 1 milione di persone, di cui una parte estremamente ampia è data dalle donne, quelli che nascondono i prigionieri alleati, nascondono gli ebrei. La stragrande maggioranza sono donne che fanno tutto questo e sono oggettivamente parte di quella resistenza più ampia che non è
solo, ormai lo sappiamo, fatta di quelli che avevano combattuto. Ora però in questo caso invece il 30% può avere delle motivazioni diverse. Sì, innanzitutto, come avevamo anche già detto in premessa, la resistenza in queste terre fu particolarmente intensa, insomma, in modo particolare nei paesi sloveni, dove la partecipazione era ampia, insomma, no? Ma anche nei nostri paesi. Noi pensiamo per esempio all'intendenza Montes, quindi questo servizio di numerosi partigiani che non erano combattenti, ma che provvedevano a rifornire quelli che combattevano in montagna. E anche qui la collaborazione era ampia, perché nel paese insomma tutti sapevano chi è che faceva questo lavoro, però molti quindi lo sapevano ma non parlavano, non spiavano, quindi c'era anche forse questo tipo di collaborazione, non c'era solamente il partigiano di montagna oppure quello di pianura che recuperava i materiali, ma c'era il consenso anche di tanta gente che non spiava, non parlava. E quindi questo lavoro dovrebbe anche stimolare, a mio avviso, delle ricerche specifiche nei singoli comuni, perché ciascun comune ha la propria particolarità in questo senso. Per esempio, quando io vedo che ad Escla di Salona di Sonzo, che è un piccolo paese di 100 abitanti, quel giorno arrivano i tedeschi e portano via 50 civili, di cui 30 donne, tutte ragazze. Io non so che cosa può essere successo, ma senz'altro i maschi appena arrivano i tedeschi scappano, oppure erano già andati in montagna. E quindi lì c'è proprio effettivamente un rastrellamento in cui si prende tutto, quindi chi collaborava, chi non collaborava, cioè era comunque gente che veniva poi dopo sfruttata in Germania per la produzione delle armi, delle fabbriche. Allora, visto che diciamo, io conosco in modo particolare il mio comune, appunto perché ho fatto varie cose, ecco, per esempio, il primo grosso rastrellamento avviene qui qui nel nostro comune il 2 di gennaio del 1944. Quindi siamo nei giorni immediatamente successivi alle grosse battaglie che vengono, cioè alle prime battaglie partigiane che vengono fatte soprattutto sul Collio, nelle valli del Tore e del Natisone, dove operava questo battaglione Garibaldi che si era costituito appunto sul Collio. E vengono catturati 22 uomini, qui si parla solamente di uomini in questo caso, ed erano o partigiani che erano rientrati dopo i rastrellamenti, oppure fiancheggiatori, quelli che venivano considerati sostenitori della lotta partigiana. Un secondo rastrellamento avviene il 2 aprile del 1944, quando lungo la strada del Monte c'è uno scontro fra una pattuglia partigiana, muore un tedesco e lì arrivano le SS e arrestano tutti gli abitanti della zona, e sono 21, fra cui anche 11 donne e 5 ragazzi, ragazzini e ragazzine, quindi qui si prende tutto. Un'altra grossa retata, anzi la più importante, avviene il 13 maggio. Vengono arrestate a Cormons 43 persone, di cui 12 donne. E avviene questo episodio dopo che in centro a Cormons, nella trattoria da Muckerli, arrivano i partigiani e lì c'è anche un tedesco, c'è una sparatoria, viene ucciso un tedesco, quindi alcuni giorni dopo vengono operati una serie di arresti. E questo è interessante perché non vengono arrestati a caso, vengono arrestati un po' in tutto il paese e sono i parenti dei partigiani, quindi c'è qualcuno che ha indicato in modo chiaro e preciso chi doveva essere arrestato, per cui viene arrestata anche la mamma di Vanni, che aveva 73 anni, Brandolin Lucia, che non credo potesse rappresentare un pericolo
per le formazioni tedesche, e comunque viene inviata ad Auschwitz, dove muore. E vengono arrestati in quella circostanza anche alcuni esponenti del CLN cormonese, quindi diciamo c'è in questo caso la collaborazione, si sa anche di chi, insomma, che a Cormons indica chi deve essere arrestato. Per cui a seconda della realtà del paese capire il perché del numero di questo elevato numero di donne va spiegato anche in questo, perché in buona parte, diciamo, venivano arrestate perché si sapeva da che parte stavano, quindi, ma in buona parte, soprattutto nei paesi sloveni, io mi sono accorto così vedendo questi registri del carcere, quando da un paese piccolissimo venivano arrestati 40-50 di loro, è chiaro che lì avevano fatto un rastrellamento, avevano preso tutti, chi collaborava, chi non collaborava, chi era anche estraneo, e quindi ecco, si spiega anche il numero delle donne, anche perché effettivamente le donne erano in paese, perlomeno in buona parte, perché i maschi, soprattutto nelle zone slovene, a una certa età non c'era la coscrizione obbligatoria, però diciamo tutti i giovani sapevano che prima o poi a 18 anni bisognava andare in montagna, insomma, no? Quindi questo spiega, però il dato del 30% di donne è un dato che penso non sia rapportabile con nessuna zona d'Italia, da nessuna parte, diciamo, il 30% di donne viene deportata in Germania. A sottolineare come qui sia stata particolarmente intensa la repressione. Un altro? Bene, allora, se non c'è nessuno, io ringrazio Luciano e mi auguro che continui questo lavoro e che ci dia altre opere di questa natura. Grazie. Anch'io ringrazio Luciano e anche ringrazio Marcello Flores. Tra l'altro mi hai riportato alla memoria proprio il racconto di mia nonna, esattamente, e che un caso fortuito ha voluto che non partisse per la Germania, quindi questo è un modo per ricordare la storia, ma per collegarla effettivamente al nostro vissuto, no? A quello che siamo noi, quello che ha potuto vivere proprio le nostre famiglie. Quindi se qualcuno è interessato e vuole ritrovare sul web, diciamo, la documentazione originale dei campi di concentramento relativa ai deportati, digitando Arolsen, archivio di Arolsen, si può trovare il nome, digitando poi dopo c'è un motore di ricerca, nome e cognome, ed è interessantissimo proprio perché escono i documenti dei lager con tutto quello che riguarda, non per tutti, ma diciamo si trovano diverse informazioni di questo tipo. Grazie. E io allora voglio ricordarvi che il libro lo trovate qui, quindi approfittatene. Poi voglio anche, so che sono logorroica che vi ripeto sempre quello, ma è importantissimo il gesto di solidarietà a favore del Crociaviano, quindi qualsiasi cosa, piccolo gesto, ma è fondamentale, come vi dicevo. Vi ricordo invece gli appuntamenti di domani, e qua devo rimettere gli occhiali perché altrimenti ho paura di dimenticarmi. Bene, e domani con il patrocinio dell'Arlef, quindi l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, avremo il giro in bici, in occasione c'è la settimana della sostenibilità, questa è la settimana della sostenibilità, cioè della mobilità sostenibile, e quindi partiremo alle 10:30 appunto da Rosa Mistica e faremo tutto un giro. Quindi questo giro prevede diverse tappe, tra cui la chiesa di Santa Polonia con le letture di Angelo Floramo del Cantico delle Creature, con il flauto di Sara Clanzic e l'arpa di Laura Pandolfo. Poi ci sarà la colazione, e la colazione non la potremo fare nelle vigne perché la pioggia di oggi naturalmente ci costringe a cambiare un attimino il programma, però lo faremo
più o meno nei pressi qui della chiesa di Santo Stefano. E quindi anche qui avremo la presentazione del libro di Giorgio Felcaro con le letture dell'attore Claudio Moretti. Nel pomeriggio a Casa Ponca inizierà una performance del rapper friulano DJ Tubet, e poi un altro bellissimo evento che è il Teatro Stabil Furlan itinerante nei giardini con la Ciase di Siro Angeli. A concludere poi sempre qui a Casarizza avremo Walter Tomada con la storia del Friuli, quindi un'altra giornata ricca di eventi a cui non dovete assolutamente mancare, che io consiglio. C'è la collaborazione, e devo dire con molto orgoglio, delle due associazioni, Amisa Monquarina e Associazione Iudrio, quindi io vi ringrazio tutti della presenza di oggi, per la presenza se sarete tra noi domani, ringrazio Renzo Furlano che fa un lavoro enorme, bisogna sempre ricordarlo, e ringrazio i nostri ospiti ancora, Luciano e Marcello. Grazie ancora e buona serata.